Buonasera dal Pala Rovagnati, benvenuti a questo posticipo della 17ª di Serie 1 tra Team Service Car Monza e Forte dei Marmi. Andiamo a vedere subito le formazioni delle due squadre in pista. Partiamo dagli ospiti, dal Forte campione Italia con Ignata tra i pali il numero 2 capitano Davide Motaran, con il 4 Lorenzo Giovannetti, con il 5 Federico Ambrosio, con il 7 Jordi Burgaia, con il 17 Davide Gallotta, con il 18 Martì Casas, con il 67 Cosimo Mattugini, con il 77 Giacomo Maremani e il secondo portiere Leonardo Bertozzi, assente giustificatissimo Xavi Rubio perché è fermo per infortunio, per una frattura alla mano. Allenatore ovviamente Gigio Bresciani. Dall'altra parte il Monza che ha i 4 in pista, ovvero Zampoli, Zucchetti, Martinez, Paul Franci e Marco Ie. In panchina insieme a Lorenzo Uboldi, il secondo portiere, c'è anche Pietro Lazzarotto, Davide Nadini, Sebastiano Schena e Galimberti. Ora per voi, intanto per questa telecronaca, Paolo Virdi e Gabriele Buffoni. Eccolo, abbiamo anche Gabriele Buffoni inviato nel Tirreno qui a Biassono, e Andrea Brambilla che in questo momento è in disparte ma che ci seguirà. Intanto siamo partiti, il quintetto del Monza ve l'ho dato, quello del Forte dei Marmi con Richignata, Davide Motarano adesso in possesso di sfera, Burgaia, Casas e Ambrosio, quindi direi quintetto d'elite con 5 campioni d'Italia in pista. Leitmotiv di questa partita, anzi la chiave di volta di questo match, adesso andremo un attimo ad analizzare con Gabriele. Sicuramente la difesa del Forte dei Marmi, una squadra che ha subito solamente 6 gol nelle ultime 6 gare tra campionato e Eurolega, viene da un 1-0 rifilato a una squadra dal potenziale offensivo enorme come l'Oliverense, quindi una una fase difensiva del Forte assolutamente positiva. Dall'altra parte il terzo peggior attacco della Serie 1, squadra che adesso segna quei 3-4 gol con continuità come il Monza, ma che fa sempre una fatica bestia. Cancelliamo il 12-1 dell'andata, ripartiamo perché questa è un'altra partita, però credo che la difesa del Forte in questo momento potrebbe essere un fattore per Monza e per chiunque. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. È un fattore molto, molto importante, come dicevi tu. Tra l'altro vengono da una partita che hanno fatto veramente perfetta contro l'Oliverense, di grande sacrificio. È un leitmotiv che nelle ultime settimane in particolare è servito molto alla squadra di Bresciani, specialmente dal rientro dalla breve pausa natalizia, perché questo Forte aveva qualche problemino, diciamo, di nervi, non riusciva fino a poco più di un mese fa a trovare la continuità sotto porta, nonostante le grandi bocche offensive come Ambrosio o come Casas, che proprio in questo momento è riuscito a agganciare la sfera, marcato da Martinez, però non riusciva, e di conseguenza prima o poi subiva poi quel gol che poteva fare la differenza e spesso costata anche una beffa.
invece con una difesa molto più solida, orchestrata da Bresciani, ha poi conquistato quella fiducia in avanti che ha permesso poi di fare anche a Requignato una partita da assoluto protagonista come quella contro l'Oriverense di sabato. La difesa dicevi tu, ma anche potenza offensiva. Ricordiamo che Federico Ambrosio è al momento capocannoniere della Serie A, già steccatore dello scorso campionato, quindi sicuramente anche la fase offensiva dice molto, ed è soprattutto una dei privilegi di questa squadra su cui Bresciani basa molto della sua preparazione settimanale. Magari ci si dedica meno all'attacco proprio perché sa ha grande fiducia in quello che possono fare i suoi ragazzi. Intanto Monza che è partito molto bene, un po' come è accaduto con il Biasca nella partita di Eurolega. È andata così, un 5-0 nel primo tempo, una squadra che ha avuto un grande approccio. Presidente Brambilla è arrivato adesso in postazione con noi. Mi pare che anche in questo caso, contro un avversario di lignaggio decisamente superiore, il Monza sia partito molto molto bene. Sì, un Monza che comunque non si è lasciato intimidire. Adesso c'è una discesa di Motarani in diagonale. Matteo Zucchetti e Stefano Zampoli risolvono la situazione. Dicevamo un Monza che comunque non si sta lasciando prestare, sta giocando una buona partita, un buon atteggiamento, come già era successo per la partita contro Biasca. Adesso è Chelsea che chiama i 10 secondi di permanenza nella nostra metà campo, quindi palla al forte. E hai nominato un arbitro, una cosa che non ho fatto erroneamente, ovvero Chelsea e Davoli, la coppia arbitrale con Rebughini e Fontana al tavolo con i 45 secondi di arbitro ausiliario, il signor Chelsea, per adesso in questo momento sicuramente il miglior arbitro italiano, che è reduce da una partita a dir poco meravigliosa, ovvero quella tra Barcellona e Benfica di Eurolega, un 5-5. Se potete andate a rivedervi gli highlights anche solo per rivedere il gol di Nil Roca a una mano. Sì, gran partita quella che si è giocata al Palau, tra l'altro da due grandi squadre che si giocavano di fatto la testa del loro girone, il girone C di Eurolega. Nel frattempo torniamo un attimo alla partita diretta. Forte che sta premendo tanto là davanti, abbiamo visto il fallo appunto di permanenza nella propria metà pista del Monza, però sta cercando di uscire in qualche maniera. Pochi per ora gli spunti offensivi da entrambe le parti, Paolo, un partito un po' contratto. Sì, questo se lo si poteva immaginare da una parte, ovvero che il Monza potesse trovare pochi spazi, anche se ha avuto un paio di incursioni prima da sinistra, anche se qualcosa di più di invenzione personale che a livello di assist o di gioco ragionato. Dall'altra parte un Forte che ha tutte le credenziali per venire alto a prendere, tra l'altro un Forte dei Marmi che non ha Xavi Rubio e non ce l'avrà per una quarantina di giorni, dico bene, però un Forte dei Marmi che nel match di sabato ha regalato tanti minuti, e se Mattugini può essere un sesto uomo naturale, magari scusate Maremmani sesto uomo naturale, magari Mattugini e Giovannetti hanno avuto un minutaggio non consono forse per una partita di quello spessore, tra l'altro che il Forte assolutamente non poteva sbagliare, perché la pena fuori dal già primo turno Eurolega con 2 partite dalla fine. Qualunque risultato al di là della vittoria avrebbe chiuso ogni speranza per il Forte dei Marmi di proseguire in Eurolega. Ci siamo sentiti a fine di quella partita e ti ho detto, ho visto una cosa particolare, non mi sarei mai aspettato di vedere Cosimo Mattugini contro Jordi Vargaio. Sicuramente anche per lui sarebbe stata una grande emozione, ma ha dimostrato grande sangue freddo sia lui che Giovannetti, insomma due ragazzi che stanno dando, a cui Bresciani sta dando da grande spazio e loro lo stanno ripagando con grande fiducia. Un ottimo lavoro che sta facendo Bresciani. Nel frattempo Chelsea ha dato questo possesso al Forte dei Marmi. Era partito un po' il Monza a cercare di intercettare un po' la trama offensiva dei rossoblù. Come dicevamo, una cosa che potrebbe, una variabile, pesare anche su questa partita sono proprio le partite di sabato che entrambe hanno dovuto disputare. Forte contro l'Oliverense, partita che è finita 1-0 ma molto tesa per 50 minuti, e il Monza contro il Biasca, partita a risultato ben diverso ma che insomma ha speso tanto, ha obbligato le due squadre a spendere tante energie e giocare dopo pochi giorni. Dall'altro inizierà un grande tour de force per il Forte ma anche per il Monza da ora fino alla Coppa Italia, insomma non è cosa da poco. Allora, sull'intensità messa dal Forte con l'Oliverense non abbiamo dubbi. Su quella messa dal Monza ti posso dire che è durata 25 minuti, perché sul 5-0 nella ripresa è entrato Uboldi e il Monza ha giocato proprio a gestire tranquillamente la partita
ha preso 3 gol da tiro diretto. Occhio intanto qua, buono l'intervento difensivo di Jordi Burgaia, no, di Marti Casas, che va a togliere una pallina importante da una conclusione piazzata. Ora andiamo in cronaca, sono passati 6 e mezzo, Federico Ambrosio scarica verso Marti Casas, l'appoggio fuori, Motaran ha tutto lo spazio per concludere, il coraggio di Oyender a prendere addosso questa pallina a rimorchio, Zucchetti con rovescio, in scivolata Davide Motaran, un po' se vogliamo alla Chiellini andare a portare via questo pallone, e punizione dal limite per il Monza. Polfranci, occhio alla stoccata di Zucchetti, che invece esce dal raggio d'azione offensivo, e Monza che non vuole andare a concludere da vicino ma tira da metà pista con un errore diciamo da non fare, ecco, mettiamola così, ovvero tirare sui parastichi di un giocatore come Federico Ambrosio. Ora Burgaia e Davide Motaran si accentra molto bene Burgaia per cercare l'ingresso di Motaran, buona, ottima la chiusura di Matteo Zucchetti. Ora Marco Ie che prova a andarsene in slalom, occhio perché mette in mezzo questa pallina, deve stopparla Jordi Burgaia che va all'angolo, recupera, c'è la ripartenza di Marti Casas, l'appoggio di prima al volo di Davide Motaran che sale a fare il perdo, ma è bravo Julian Martinez, il mendossino a toccare per Zucchetti, occhio il lavoro in Veronica, numero di Matteo Zucchetti con Ambrosio e Davide Motaran addosso. Era difficile trovare un momento per andare a concludere. Andrea, gesto tecnico di Matteo Zucchetti che vediamo spesso, questa Veronica qua ha messo in pericolo, ma ancora una volta tornerei sulla solidità in questo momento, in questi primi 7 minuti e mezzo del Monza, che ha concesso pochissimo e davanti comunque cerca sempre di essere pericoloso. Sì, le due formazioni si stanno chiaramente studiando, valutando, è un momento di sostanziale parità, perché da un lato c'è un Monza che probabilmente riesce a arrivare ogni tanto lì davanti, anche se poi in realtà c'è più difficoltà nella finalizzazione, dall'altra parte c'è un Forte che comunque arriva sotto rete, un'organizzazione incredibile. Adesso c'è Motaran, bellissima palla in diagonale, ci arriva ma non riesce a finalizzare. Ora il Forte è scoccato adesso l'8° minuto, è entrato Giacomo Maremmani al posto di Federico Ambrosio, quindi Burgaia, Oye puntato da Davide Motaran, gioco a 3 a ridosso della metà pista, vediamo, non ci sono blocchi, c'è solo Marti Casas in mezzo all'area, Forte che sta giocando per imbastire un'azione, sono trascorsi però tanti secondi, attenzione questo rovescio di Burgaia, 7 secondi alla fine che la mette centrale, ma arriva la risposta da parte di Zampoli e poi Zucchetti recupera, Maremmani commette fallo di squadra 3 contro il Forte Marvi, 1 contro il Monza. Ora Zucchetti per Marco Ie, il mancino di Reus che si appresta a superare la metà pista, gioca con Martinez, non c'è il dai e vai, e arriva adesso Polfranci che taglia in diagonale la pista verso Zucchetti che prova un altro alza e schiaccia. Abbiamo visto più alza e schiaccia questa sera dei giocatori monzesi, questo è il terzo che nelle restanti partite non è nelle corde di nessuno dei 10. Qua intanto c'è un fallo fischiato a Julian Martinez sul blocco di Marti Casas, ci mette il fisico il capitano numero 6 del Monza che è arrivato a quota 104 presenze con 71 reti, questo è lo score di Julian Martinez, quarta stagione in maglia bianco-rosso-blu. Ora Marti Casas fuori per Davide Motaran e si riparte con il Forte che si trova una difesa alta, classica difesa alta del Monza che per ora tiene sulle sortite dei rossoblu. C'è un time out, la lucina accesa è quella della difesa di Tommaso Colamaria. Mi ero distratto un attimo perché è arrivato anche il presidente l'ex presidente del Biasca, questo piccolo gemellaggio, e direi, vista la partita di sabato dove il bar è stato aperto praticamente fino alle 23 con i tifosi di Biasca e Monza insieme con le birre in mano, non ci stupisce vedere questo tipo di situazione. Gabriele, sono andati via quasi 10 minuti, 9:09, Monza che sta imbrigliando per bene, sta impacchettando il Forte a dovere in questa prima parte di partita. Un po' era da aspettarselo perché comunque già alla vigilia anche mister Bresciani l'aveva ben chiarito, non c'è da scendere in pista troppo timorosi ma nemmeno
testa bassa pensando di asfaltare la squadra di Colamaria. Monza che comunque è una squadra giovane che corre e che ha anche numeri importanti come quello di Paul Franci, che sabato mi ricordavi tu quando ci siamo sentiti proprio ieri è rimasto a riposo per questo piccolo acciacco al ginocchio, poi in realtà stasera sta giocando anche una discreta partita, ha fatto quel numero prima quel guizzo parato centralmente da Richignata, ma comunque segno che Paul Franci c'è ed è pienamente della gara. Non bisogna sottovalutare questo Monza, non bisogna sottovalutare questa pista che ha un fondo un po' diverso rispetto a quella di Forte dei Marmi, a cui sono un po' meno abituati, pista su cui Forte dei Marmi in passato più volte ha trovato difficoltà e ha anche caduto. Mi ricordo il primo anno in cui non solo Giulia ma c'era anche Lucas Martinez in questo Monza, era il suo primo anno in Italia mi pare, insomma il Forte arrivò qui in prima gara di quarti di finale e ci perse, si complicò non poco il cammino. Insomma, è una sfida da non prendere con fretta, e Forte la sta interpretando bene, secondo me, senza forzare troppo sull'acceleratore. Ne va un po' lo spettacolo, però sicuramente è una partita che doveva fare in questo modo, un po' l'aveva preparata in questo modo anche Gigio Bresciani. E in mezzo a queste difficoltà ha provato un break Giacomo Maremmani con un lavoro da solo, si è attirato due difensori con un raddoppio inevitabile nell'angolo. Lo scarico Martin Casas ha aperto troppo il piatto e la sua conclusione di dritto si è persa due spanne alla destra di Stefano Zampoli. C'era anche dello spazio sul ferro lontano. Ora quindi Forte che dovrà cercare di trovare una soluzione, gioco a due dietro porta con Jordi Burgaia, il movimento di Maremmani, la palla fuori, la bordata classica di Davide Motaran, che è sicuramente uno dei pezzi forti della casa per il giocatore cresciuto nell'Amatori Vercelli. Ora Paul Franci con Julian Martinez, prova ma trova i parastinchi di Davide Motaran. C'è Galimberti in pista, occhio perché imbastisce questo contropiede. Burgaia, la sfera a lato, si salva il Monza perché adesso è rimasto un buco, un varco centrale. Ovviamente quando questo tipo di spaziature diventa la disponibilità del Forte dei Marmi, il pericolo, caro presidente, è certo. Sì, intanto adesso però è ripartito il Monza con Paul Franci sulla sinistra, il tiro e la rete di Paul Franci, e la spaziatura su cui ha giocato prima il Forte dei Marmi l'ha trovata il Monza nella ripartenza di Paul Franci, che a 10:49 ha trovato il contropiede con la palla all'incrocio dei pali alla sinistra di Richignata. Adesso io non so ogni quanto il Forte vada sotto nelle altre partite, non mi sembra spessissimo, però questo, come vi anticipava Gabriele Buffoni, è una pista difficile. Qui sono passati vittoriosi solo il Valdagno la prima, e su questo potremmo scrivere un libro su come è nata quella vittoria per molti aspetti, ma è sempre la prima in campionato. Il Trissino in una sicuramente serata no del Monza, una grande partita, le altre hanno faticato tanto tutti. Qui ora il Forte deve riorganizzarsi, 5 secondi, tutti a vantaggio del Monza. Intanto i cambi, poi sentiamo l'opinione di Gabriele, ovvero Galimberti, Julian Martinez, Zucchetti e Nadiri, questi 4 di Tommaso Colamaria davanti a Zampoli. Dall'altra parte ci sono i soliti dello starting five con Maremmani in luogo di Ambrosio. Sì, è un gol, quello che Mister Bresciani non voleva, cioè scoprirsi eccessivamente per forzare la mano. Forte in quegli ultimi secondi aveva cercato di mettere un po' di pressione alla squadra di Colamaria, visto appunto quella imbucata di Burgai andata di pochissimo fuori dallo specchio della porta di Zampoli. Detto fatto, Monza squadra rapida e veloce, forse come ricordavi tu anche un po' più riposata rispetto al Forte, gli ha perso appunto questo break 2 contro 1, e poi Paul Franci appunto, che forse è il più, anzi che sicuramente è il più riposato di tutti i 20 giocatori che tra pista e panchine sono i protagonisti di questa partita. Ha fatto un gran gol a uno come Richignata, che sabato non ne ha preso nemmeno uno, ecco, per dire, per cui è un avvio di partita questo che il Forte non voleva, e adesso deve un po' ragionare, non deve farsi prendere troppo dallo sconforto la squadra di Bresciani, che ha inserito in questo momento proprio Federico Ambrosio. Devo notare una cosa: rispetto a sabato le rotazioni sono leggermente più lente, aveva già fatto diversi cambi nel quintetto, invece vedo che Burgai è intanto ancora il gol del Monza con il numero 2 Zucchetti, annullato esattamente.
esattamente annullato dall'arbitro. Infatti per un secondo erano esplosi un attimo qui i tifosi, non moltissimi stasera, ma comunque si fanno sentire qua al Pala Rovagnati. Altro break intanto del... Un'attenzione, 2 contro 1 con Zucchetti, prima una bordata alla sua, attenzione, ruba palla Zucchetti e la sfera esce clamorosamente, 2 palle gol, credetemi, a livello di prepartita inimmaginabili. E ora il Forte che si trova a subire un altro break, occhio perché è un 3 contro 2, Zucchetti, Galimberti, deve intervenire Ignata, 3 conclusioni consecutive verso la porta del portiere nazionale. E un Monza che ha preso fiducia, ovvio e inevitabile il time out chiamato da Gigio Bresciani. I biancorossi stanno giocando un buon match, in realtà anche le partite con Valdagno e lo stesso primo tempo con il Biasca furono qualcosa di positivo. Andrea Brambilla, una squadra che sembra esserci fisicamente con la testa, anche Paul Franci, ora intanto è rientrato Lazzarotto, quindi il Monza a differenza del Forte una rotazione completa l'ha praticamente fatta con Martinez, Lazzarotto, Galimberti e Nadini. Sì, è un Monza che comunque ha trovato questo gol in un raro momento di difficoltà del Forte di Marmi, un attimo di disattenzione. Questa volta Paul Franci non ha sbagliato alla prima occasione. E poi c'è stato un susseguirsi di azioni tra Forte di Marmi e Hockey Monza, un ribaltamento di fronti su cui l'Hockey Monza ha trovato un po' di prevalenza, ha trovato 2 o 3 occasioni ottime direi, peccato che non siamo riusciti a sfruttarle completamente. Adesso comunque 2 buone formazioni che si stanno affrontando, forse il Forte dei Marmi è un po' più in affanno, probabilmente stanno riprendendosi, respirando un attimino. Adesso è rientrato anche Federico Ambrosio, quindi ne vedremo delle belle. Quando vieni da 2 partite come quella di Trissimo, dove hai dovuto giocare e soffrire, sudare, preparare una gara una settimana dopo con l'Oliverense di Eurolega dove ti giocavi veramente tutto e hai giocato alla perfezione, presentarti sulla pista da quintultima in classifica dopo che hai dato 100 minuti 100 di grande intensità. Anche adesso questa azione di Motaran era, permettimi il senso perché conosco bene il Forte dei Marmi, senza senso, nel senso che ha concluso e non c'era comunque traffico davanti a Zampoli per una ribattuta e dopo pochi secondi, quindi aveva ancora tutto il possesso da cesta. Esatto, quindi un po' di frenesia, un po', ovviamente non è facile perché, attenzione, intanto Nadini che va a recuperare una pallina in collaborazione con Galimberti, con magari la squadra di casa su una pista così complessa, non è proprio semplice, soprattutto quando sei magari in fase proprio di scarico a livello di intensità, quindi per il Forte i pericoli sono molteplici. Non solo, in più il Forte sta continuando anche un allenamento molto intensivo anche sotto il profilo fisico in ottica della Coppa Italia per arrivare a quell'appuntamento che è uno degli obiettivi stagionali, non l'ha mai nascosto la società, forse uno dei più importanti insieme allo scudetto da conquistare per il Forte. Ovviamente stanno facendo un tipo di lavoro che anche a livello fisico durante la settimana grava sulle gambe. C'è anche da dire, dal punto di vista psicologico, la rincorsa continua a un Lodi che ha ancora un punto, vederlo lì e arrivare stanco a una partita del genere poi ti fa appunto anche saltare i nervi. Questo è quello che non deve fare la squadra di Bresciano. Occhio perché Ambrosio recupera, non c'era Maremmani più libero, Di Burgaia ha preferito un passaggio al giocatore forse meglio piazzato, nel senso che era davanti a portiere. Occhio perché Galimberti prende un tiro di Motaran addosso, c'è un 2 contro 2 con Lazzarotto, stop a tiro e poi la sfera rimbalza tra il muro di Parastinchi di Maremmani e Burgaia libera il Monza ma non riesce ad uscire dal proprio terzo difensivo e quindi ancora Davide Motaran che stappa una sfera, gli salta sul bastone in questo momento Davide un po' in difficoltà per avete visto le soluzioni, questo stop e una partita che si è messa, come vi anticipava Gabriele Buffoni, un po' su e giù, ma occhio perché il Forte ha tutte le armi per ribaltare in un microsecondo questa partita. Sì, abbiamo visto comunque l'ultima incursione, una palla rubata da Ambrosio, mentre adesso c'è una verticalizzazione con Motaran che trattiene un attimo Nadini, c'è una sorta di lotta come al solito, scontro di titani come si suol dire, però è il Forte di Marmi che ne ha la meglio. Adesso viene il Forte di Marmi avanti, vediamo ancora Motaran, Burgaia, attenzione, palla Maremmani, continua il giro del Forte di Marmi, nuovamente
per Motaran, palla indietro per Ambrosio, cerca il 7 ma c'è anche Stefano Zampoli a chiudere la manovra, ancora Motaran però intercetta Pietro Lazzarotti da solo, deve cercare qualcuno, trova il Nadini al centro, Nadini prende tempo, intelligentemente riparte l'azione del Monza. La maturità di Davide Nadini in questo momento nella frazione di non farsi prendere la frenesia di andare a viaggiare in magari inferiorità numerica. Occhio Galimberti, la sua mattonella, il casco Vignata, altra occasione per il Monza che ha fiducia, un quarto d'ora di buonissimo Monza, e come vi anticipavo un secondo fa Davide Motrane è fuori, qua Davide Madini mette il bastone per Chelsea, è fallo, probabilmente tocca il bastone di Ambrosio sul primo tocco col bastone, il secondo ferma la pallina, occhio perché una punizione, è appena uscito Davide Motaran che è un ottimo tiratore, e lo è anche Burgaia, ma la sfera va a rimpallare sul muro eretto da Lazzarotti e Nadini. Attenzione a Federico Ambrosio, steccato nello scorso anno con un guanto perso da Julian Martinez. Chelsea fa continuare, c'è il guanto di Martinez per terra con Ambrosio che va a giocare in uscita, la manca, la sfera buca, la sfera Casas, la sassata di Burgaia, Zampoli che interviene e poi senza un guanto a Enrico Bernardini, Julian Martinez che cerca un taglio, vai a tutta pista, tocca poi Casas, recupera con Maremmani con una mano, Stoico senza guanto, il rovescio che si perde sul primo palo, una spanna a lato e vediamo il capitano monzese che recupera il guanto. Questi 2 minuti stoici all'Enrico Bernardini senza un guanto. Monza che sta soffrendo, nel senso di ha voglia di soffrire. Sì, sta più soffrendo il Forte dei Marmi in realtà, perché vedo la squadra di Bresciani un po' fuori fase in questo momento dopo il gol subito. Non riescono ancora a ragionare con lucidità, soprattutto nella metà pista avversaria, mentre dietro con un po' di sacrificio anche di chi dovrebbe stare più davanti, appunto come Ambrosio, come Casa, si riescono a recuperare, non si trovano ancora bene là davanti quando il Monza cerca di chiudere i ranghi. Poi questa difesa molto alta della squadra di Colamaria un po' manda fuori tempo gli attaccanti. Vediamo tanto Bresciani che manda nella mischia Giovannetti insieme a Maremmani, Casas, Gnato, ovviamente tre pali, Ambrosio, segno importante della panchina, no? Avere comunque fiducia nel gruppo nonostante il momento non proprio facilissimo, perché per questi, dipende dal gol che è arrivato a 10:49, fino adesso siamo oltre il 15esimo. Per il momento il Monza sembra giocare meglio e anche avere un po' più di proprietà della pista, che non sembra concedere grandi scatti anche al Forte dei Marmi, un po' imprecisi, troppe anche azioni personali per quello che ho visto. Mi manca quel fraseggio che invece per esempio sabato si è visto contro l'Oliverense. Ora intanto Marco Gli da quella parte, Nadini con la punta del bastone alto, contrastato da Giovannetti che ha fatto un buon rientro al classe 97 rosso-blu. Monza che in contropiede si fa pericoloso, occhio a Marco Gli, c'è sulla linea Paul Franci che poi viene chiuso fuori, tagliato fuori da Martì Casas. Maremmani, manca 7:45, palla dentro, arriva Lazzarotto, arriva Maremmani con Paul Franci, ancora gran numero, è migliorato tantissimo il 21 monzese, palla difensiva, Nadini, la sfera gli resta troppo sotto, gli tocca Oglier, prova ad anticipare un tempo il 44 ex UVP, ex Correggio, ma colpisce male, la sfera è alta e può ripartire ancora Martì Casas con Federico Ambrosio, cerca una verticalizzazione ma si chiudono le maglie monzesi, ancora Giovannetti per Maremmani, gioco fuori con Casas, punta Paul Franci, mette in mezzo una pallina e c'è il fallo di Ambrosio su Zampoli, no, palla 2. 7-12, 6 falli di squadra contro il Monza, 5 contro il Forte dei Marmi. Ora Oglier vince la palla 2, ma sulla ribattuta c'è Nadini che esce molto bene, lotta con Casas, invece su ancora la sfera, arriva ancora Zampoli, c'è del traffico davanti a lui, bravo il portiere Pratese, ancora Maremmani, ingresso laterale da sinistra, scontro tra Ambrosio e Paul Franci dice bravo il Chelsea, spinta il 21 di Maglieu decisamente in partita.
Sì, è stato una bella intuizione, perché comunque non era proprio chiarissimo come è successo il fallo. Adesso però Davide Nadini che cerca di aprire per Marco Ghiè, ma la palla è presa da Maremmani, che adesso porta avanti la palla, scaglia il suo primo tiro. C'è Nadini sull'angolo, riapertura per Marco Ghiè che manca la palla. Attenzione, attimi concitati in questo momento. Ci sono palle perse da parte del Monza. E poi sul tappino Ambrosio Zampoli! Un miracolo di Zampoli su Federico Ambrosio! Monza che ha buttato via 4 palline consecutive. Occhio al break, perché adesso fa difesa in contropiede. La formazione monzese, Lazzarotto va a giocarsela. 4 palline buttate via. La pressione, il forcing del Forte dei Marmi in quel momento si è fatto pesante tecnicamente, teoricamente, tatticamente dovrebbe essere così. Però il Monza in questo... Eccolo qui Polfranchi! Monza trova tanti spazi. Sì, quando il Forte cerca di forzare ovviamente si aprono gli spazi dietro, il Monza con la sua velocità cerca sempre di imbucarli sfruttando le corsie laterali. C'è da dire, tattica del Forte negli ultimi minuti un po' troppo prevedibile, nel senso di cercare sempre la spizzata della boa di Ambrosio davanti a Zampoli, ottimo Zampoli, che nel momento invece in cui la difesa del Monza si aspettava lo stesso schema, Casas ha dribblato 3 giocatori lasciandoli lì, si è dimostrato veramente decisivo. 2 grandi parate in successione, una su Casas mi è sembrato e poi sulla ribattuta corta di Ambrosio, che valgono come un gol. Assolutamente non in perfette condizioni fisiche Stefano Zampoli, ma ottimi con l'intervento. Rientra Julian Martinez con Ogliè Lazzarotto e Polfranchi, l'altra parte Ambrosio, con Giovannetti, Casas e Mattugini. Tanti minuti in pista per il figlio dell'ex DS del Forte dei Marmi, per lui 4 scudetti appuntati sul petto in queste ultime 6 stagioni. Ora Polfranchi per Martinez, c'è la chiusura al limite da parte di Martí Casas. Giovannetti che va a puntare Marco Ghiè, ma è mancino Ghiè e ha una mano, un po' la Freddi Luzzi, la va a togliere. Occhio Polfranchi, c'è il taglio di Lazzarotto sul secondo palo in estremis. Casas, Monza che trova tanti varchi e li sfrutta alla perfezione con ingressi laterali. E attenzione dentro Julian Martinez, protezione, e poi Polfranchi sulla ribattuta in mezzo a 2. Arriva Casas e si salva, Mattugini scusate, e si salva il Forte, ma lascia lì una sfera. Julian Martinez a recuperare, presidente Brambilla che si mordicchia un po' così le nocche, ma occhio perché adesso Ambrosio se ne va. C'è Marco Ghiè che protegge molto bene e insieme a Zampoli collaborazione difensiva, ripartenza del Monza che sta giocando da buonissima squadra. La sassata di Ogliè, la sfera che resta lì, il fallo di lo stesso Ogliè su Casas. Squadra 0-0 alla fine, bella partita. Sì, c'è da dire che ogni volta che il Forte dei Marmi, mentre in questo momento c'è un attacco del Forte dei Marmi in questo momento con Jordi Burgaia, la palla però è preda di Marco Collier che la riporta avanti per Polfranchi. È un bel momento della partita per il Monza. Attenzione, vediamo Marco Collier ha cercato un diagonale per l'arrembante Julian Martinez, ma non c'è niente da fare. Adesso la palla per il Forte che ritorna con Jordi Burgaia adesso in questo momento con Martí Casas, ancora Burgaia. Vediamo il Forte che cerca di entrare da sinistra. Attenzione, la palla alta verso Burgaia, ma niente da fare. Sì, ovviamente io ho citato Mattugini, ma era Maremmani. Mattugini ha fatto un partitone con l'Oliverense, lo vedremo sicuramente dopo. Ora intanto salva Marco Ghiè, Polfranchi e Lazzarotto. Attenzione, questo 2 contro 1. Polfranchi non c'è, il taglio di Lazzarotto non ha seguito questa palla in profondità. Lettura difensiva ottima di Martí Casas. Mi scuso e saluto l'ex DS Mattugini. Occhio Ambrosio che scende e ha tutto il tempo per caricare. Polfranchi ci mette in ritardo il bastone, ma in maniera efficace. Esce Lazzarotto e rientra uno che è stato perfettamente nella partita, ovvero Matteo Zucchetti. Annullato a lui il 2-0 con un fischio lì un po' al limite, un po' dubbio su un fallo in attacco, poi comunque rivedremo. Ora Burgaia con Giovannetti, Ambrosio e Casas, questi 4. Occhio per il gioco dietro porta, il fallo di Ambrosio ancora su Polfranchi che nel contrasto con Ambrosio paga tantissima fisicità. Occhio perché c'è Martinez nell'angolo, è altissimo il Forte e si creano gli spazi qua. Polfranchi va a lottare con Burgaia, esce l'ex giocatore del Vic e dell'Oliverense
Ora bravo Martinez, il raddoppio di Oye. Monza che sta giocando molto bene, occhio però, qua sulla destra c'è libero Ambrosio, può mettere sul secondo palo, scusate, Ambrosio era libero sul secondo palo. Giovannetti è andato a servirgli una pallina e era leggermente in ritardo l'ex bomber di Molfetta, Bassano e Lodi. E anche Breganze, ora Zucchetti tocca a casa, spara in tribuna, 2-0-7, Andrea Brabil. Sì, c'è il forte che quando gioca con Ambrosio molto alto a difendere, si aprono dei varchi un po' pericolosi. Adesso vedremo Chelsea che rifà ripetere la punizione. Marco Ie sulla pallina in questo momento con Matteo Zucchetti. La partita riprende in questo momento. Palla in profondità verso Julian Martinez, curato da Ambrosio. Poi ancora Ogliè a centropista. Si libera Martinez e Paul Franci. Attenzione, Zucchetti in diagonale verso sinistra. La palla è facile preda del portiere del Forte dei Marmi, ma ancora una volta Marco Ogliè prende palla, si libera di Federico Ambrosio. Cerca l'entrata, libera. E attenzione, c'è una Federico Ambrosio porta via palla, attenzione, la palla in mezzo ancora tra i patini di Julian Martinez. Sì, questa era una svista, era chiaro, calcio di bastone, occhio perché arriva Paul Franci, la sfera resta lì, deve ripartire ancora Ambrosio, c'è Oye su Ambrosio, è esterno, Oye Mancino, arriva ancora Julian Martinez da Mendoza a recuperare un'altra pallina, l'applausi sono tutti per lui, c'è il rovescio di Zucchetti, 1-12, 1-0 Monza, Burgaia porta a spasso la sfera e va a giocare con Giovannetti, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, 7-7, i falli, è volato via questo primo tempo, fallo di Martí Casas che va a spingere Matteo Zucchetti, adesso anche il forte piccoli segnali di nervosismo. È normale, sta cercando ormai da diversi minuti di recuperare da praticamente da metà primo tempo, da recuperare uno svantaggio, non riuscendoci, tra l'altro andandoci vicino a un paio di occasioni, ma senza mai avere quella lucidità per centrare lo specchio della porta in maniera efficace. Inizia a paventarsi un po' quegli incubi che ritornano, no? Più volte sembrava tutto cambiato da metà dicembre in poi, invece la maledizione di non riuscire a trovare il gol sembra essere tornata stasera. Abbiamo detto che le attenuanti il Forte ce le ha tutte, però i 3 punti di stasera valgono come le altre volte, soprattutto forse valgono ancora di più in prospettiva di Sarzana, dell'impegno di Sarzana sabato, prospettiva dell'impegno contro il CGC di venerdì prossimo, un derby molto che già da adesso inizia a essere molto caldo, ancora di più visto il risultato che sta facendo il CGC stasera a Sarzana. Per il momento Sarzana 3 CGC 0, che vorrà dire che insomma sabato ci sarà un Sarzana molto agguerrito a Forte dei Marmi. Intanto il Lodi sta pareggiando 0-0 a Bassano e questa è una buona notizia per il Forte dei Marmi. Il Correggio è avanti 1-0 a Scandiano e la squadra di Mirko Bertolucci in questo momento sarebbe praticamente attaccata al treno playoff. E il Trissio è avanti 3-1 sul Follonica. Sandrigo Valdagno 1-1, Sarzana che è avanti 3-0 col Viareggio Veneto Gabriele. Occhio perché Paul Franci a 20 secondi alla fine va dall'altra parte, perde una palla sanguinosa e fa partire un 3 contro 2. Federico Ambrosio non tiene la pallina sul bastone. Zucchetti con 10 secondi dalla fine, vediamo cosa combinerà. Zucchetti va a tirare il rovescio, ma il possesso di sfera addirittura torna ad Ambrosio a 3 secondi dalla fine con Paul Franci che rientra. Non c'è la possibilità dell'ultimo tiro, c'è un fallo di squadra, 8 contro il Forte, 7 contro il Monza. Al Pala Rovagnati però il tabellone, quello che vedete inquadrato in questo momento, recita 1-0, il gol è quello di Paul Franci a 10:49, ma esatto, perché era fermo, mancava qualcosa per una punizione per il Forte dei Marmi. Sì, perché quando sono le sirene, infatti il Chelsea aveva il braccio alzato, infatti finisce qua, giusto per la cronaca. 0-0, cioè 1-0 per il Team Service Monza, il gol, quello come vi avevo detto secondo fa di Paul Franci. Intanto c'è qualcosa che non va, c'è un po' di nervosismo con Bresciani e Chelsea, sì. Ok, tutto a posto, noi ci risentiamo tra 10 minuti.
Le pizze non valgono. Allora lì è stato un Togni che l'ha... Io ero andato alla creazione, un Togni che l'ha già messo lì. Hai visto che male? Oh, primo fischio, Primo fischio, non è che ti muovi al secondo, no? Sul primo fischio lui era già fuori. Sulla sirena, lui è uscito. Sulla sirena lui si è alzato e è andato. E guarda che ti dico che gli ultimi 4 minuti, io se vuoi ti do la partita, hanno visto i sorti verdi gli ultimi 4 minuti. Non hanno preso gol per miracolo. Dico, gli ultimi 4 minuti il Monza non ha preso gol per miracolo. Sì, quella lì è la mia ripresa, sono sopra la torretta. Tra l'altro tu immaginati come sono venuto qua. Terminata la partita sono volato, c'era una nebbia che si vedevano 2 tacche, 180... No, c'avevo Alessandro. Alessandro l'ho preso, l'ho imbustato, l'ho cacciato su in macchina, non aveva neanche docciato, niente. Sono arrivato qui che erano le 8:35 perché c'era il ghiaccio. Ho corso. Sì, è un miracolo ha giocato Lorenzo. Quello lì. Bentornati al Pala Rovagnati, è il secondo tempo di T-Service Car Monza, Forte dei Marmi. Siamo sul punteggio di 1-0, il gol di Paul Franci a 10:49 per voi ancora Paolo Virdi con Gabriele Buffoni e Andrea Brambilla. Un Monza che ha giocato un primo tempo al limite della perfezione, un Forte dei Marmi che ha faticato soprattutto a trovare degli spazi manovrando e non con situazioni personali come questa che avete appena visto, in cui Ambrosio è andato via in slalom, però centralmente in mezzo a 3. Ora Marco Ie che va a giocare, Marco Ie con Paul Franci, Zucchetti e Martinez, quintetto base davanti a Zampoli per Colamaria con dall'altra parte Motaran, Burgaia, Casas e Ambrosio, i 4 di fronte a un Richignata chiamato a più di un intervento, forse niente di spettacolare. C'è stato anche un gol annullato al 15esimo a Zucchetti, un tiro da lontano con un blocco irregolare probabilmente a inizio azione, mentre c'è un fallo di squadra visto da Davoli in questa situazione, un blocco anche qui in movimento. Occhio a Jordi Burgaia, fuori per Federico Ambrosio che parte da lontano. Davide Motaran, ancora Burgaia, il classico gioco a 3 del Forte dei Marmi che manovra per una decina di secondi prima di cercare una soluzione offensiva che finora non ha trovato. Ecco, vedete ancora si mette qua in
Ok, Mattugini, l'ho citato quando non era in pista e non l'ho dato in pista adesso, sono andato carico con Marti Casas, invece è titolare Cosimo Mattugini in questo secondo tempo con Marco Ie, laterale di sinistra, perché so già che verrò bacchettato pesantemente con Zucchetti che va a puntare proprio Mattugini, carica la bordata Zucchetti sulla ribattuta, c'è Paul Franci che va a giocare proprio con Zucchetti dietro porta, Lesto al recupero Paul Franci, occhio a Zucchetti che cerca un'altra schiaccia, non ci arriva Paul Franci, può ripartire Davide Motaran che ha di fronte a sé Oie che lo manda per vie esterne, prova a smarcarsi Mattugini che lascia invece la sfera a Burgaia, l'ex Vic che si allunga, se la porta sul dito, la legnata con la sfera che esce, una spanna alla sinistra di Zampoli, sta cercando il ritmo, il forte di entrare, il ritmo del forte dei Marmi, Ambrosio fa protezione, scarica di nuovo per Burgaia, 20 secondi offensivi, Davide Motaran carica e tira, classica azione, qua bravo Zampoli, questa volta erano tutti però a coprire la metà pista a sinistra di Stefano Zampoli, qui Ambrosio, ancora Zampoli che non si fa sorprendere, molto bravo il numero 1 pratese, occhio a Burgaia che lavora, gioca con un dai e vai con Mattugini fuori per Davide Motaran, la finta, scarico proprio per Mattugini, il classe 97, per lui finora 3 gol in stagione tra campionato Coppa e Supercoppa italiana, il bomber, nemmeno a dirlo, di questo forte dei Marmi è Federico Ambrosio che ne ha messi a segno 32 di reti in 22 gare. Qua prova la giocata Burgaia per Ambrosio, recupera il Monza, c'è, attenzione Marco Ie da quella parte, scende ma non c'è del movimento, occhio al taglio di Martinez, qui Paul Franci che arriva e strappa la sfera tra Burgaia e Ambrosio, Paul Franci piccadiglia e pignata, il gol del secolo, stava venendo fuori da Paul Franci Jimenez, tanto in difesa, bene in attacco, la sesta squadra recupera anche la sfera che per un attimo sembra ballonzolare davanti al bastone di Oie e invece termina su Burgaia, qua arriva Davide Motaran che scivola nel contatto con Zucchetti e Chelsea ha una mezza faccia, come dire, sta in piedi, qui c'è, si è lasciato forse anche un po' sullo slancio, il contatto, occhio perché c'è Zucchetti sul secondo palo, quando interviene Monza con tanto carisma, occhio perché il tabellone intanto segnala 9 falli per squadra, quindi il Monza adesso che va a giocare, c'è Ambrosio che arriva a lungo su Zucchetti, Paul Franci che la stoppa, Davide Motaran con il fisico che se ne va ma se la allunga ancora, un errore da parte di Motaran, occhio a Zucchetti che apre Paul Franci, il palo del Monza con Paul Franci, il forte deve stare veramente molto attento, qua c'è un controllo col pattino da parte di Davide Motaran e forte dei Marmi che come lascia queste autostrade, devo essere sincero, qui al Pala Rovagnati poche squadre hanno concesso così tante verticalizzazioni al Monza in campo aperto, davvero poche. Si sta rischiando moltissimo la squadra di Bresciani e soprattutto ancora non vedo quella fluidità anche proprio nell'impostazione dell'azione che invece l'aveva caratterizzata nell'ultimo mese. C'è tanta stanchezza, né tanto, attenzione, Mattugini aveva tentato la spizzata, marcato stretto da Zucchetti. Dicevo, manca quella fluidità che poi permette anche di sbilanciare l'avversario, di non dargli punti di riferimento, invece attaccano, spesso vanno in percussione con un solo giocatore, quello deve attendere i compagni, l'azione diventa farraginosa, i ranghi si chiudono e gli spazi anche. Prevedibilità tanta questa per il Forte dei Marmi questa sera, occhio perché c'è Davide Motaran con l'Ambrosio che stoppa e tira e segna un gol stupendo, una palla dentro, stoppa e tira in una frazione di secondo, peccato non avere un replay in questo istante, una palla dentro, il gol di Federico Ambrosio. Abbiamo detto prevedibilità, è arrivato giocatore imprevedibile, veramente un stop e tiro clamoroso questo di Ambrosio, fatto in una frazione di secondo, tra l'altro messo perfettamente tra la spalla e la traversa. Zampoli poteva ben poco, aver fatto veramente in un fazzoletto veramente di pista. Gran gol di Federico Ambrosio che riapre la partita. Adesso speriamo di vedere anche un Forte un po' più lucido da questa seconda parte di gara. Quindi palo di Paul Franci da una parte, 30 secondi dopo gol di Federico Ambrosio, dall'altra 1-1 questa palla che salta sul bastone di Marco Ie e questa pista che l'anno prossimo per fortuna non vedremo più, nel senso che ne avremo una nuova e quindi tanta qualità in più, soprattutto dai giocatori più tecnici. Siamo 1-1 dunque al gol di Paul Franci, ha risposto
Federico Ambrosio con una magia e probabilmente solo così. E intanto arriva praticamente 14 secondi più tardi la bordata di Motaran da metà pista e il Monza nel breve volgere di 19 secondi va sotto per 2-1. Questo è l'hockey, giochi bene 30 minuti secchi e poi arrivano 2 giocate e sei sotto. Occhio intanto perché arriva Zucchetti a tu per tu Cognata, tra l'altro in questa azione il Forte ha lasciato ancora dello spazio. Davide Motarane, Zampoli su Burgaia, era un 3 contro 1 con la Maria urla dicendo di giocare con la testa, non c'è da andare all'assalto all'arma bianca, anche perché attenzione, 9 falli per squadra qua è un amen, ci vuole con i tiratori in forza al Forte dei Marmi che tira comunque ai tiri diretti un 6 su 18, quindi insomma un terzo delle conclusioni. Qua c'è il 10° fallo e dunque ci sarà Matteo Zucchetti che invece davo le statistiche del Forte dei Marmi, 6 su 18 per il Forte, il Monza che viaggia sui tiri diretti con un 25% di Galimberti. Zucchetti 0 su 1 in stagione, quindi è praticamente il secondo tiro da fermo di Zucchetti che va contro Riccardo Ognata, il gancio e la parata di Riccardo Ognata. Il palo di Riccardo Ognata era dall'altra parte, non l'ho visto bene, e quindi Gnata che colpisce Zucchetti che colpisce il palo di Gnata sul 10° fallo e Forte dall'altra parte che a colpire un palo. Dunque partita adesso apertissima che per il Forte si è ribaltata forse nella maniera probabilmente quasi più inattesa. Occhio a Zucchetti e Gnata che va a salvare Oye dalla sua metà pista, questo tiro diciamo alto. Vediamo che c'è un time out ovviamente di Tommaso Valamaria. Sì, adesso il rischio ovviamente la partita si è capovolta, il rischio è invertito, che adesso il Monza deve mantenere i nervi saldi. Ha giocato bene, come ricordavi tu, praticamente fino al momento dei 2 gol del Forte, che sono arrivati uno seguito all'altra a distanza di una manciata di secondi. Può veramente raggelare qualunque squadra. Adesso deve mostrare il carattere oltre che la qualità tecnica. La squadra di Valamaria, qualità tecnica, ha dato prova di averne e anche di energie di averne per tenere testa a questo Forte dei Marmi. Adesso deve avere il carattere da mettere in pista per reagire a un 2-1 e non perdere la concentrazione. Vediamo Valamaria che sta un po' catechizzando i suoi alla balaustra. Sicuramente Paolo sta dicendo appunto di non perdere le staffe, di ragionare, anche perché adesso è il Monza che ha 9 falli. Forte si è tolto, diciamo, il dente del decimo. Sì, può essere veramente un fattore, semplicemente perché poi un tiro diretto può portare a un +2 il Forte e a quel punto per il Monza recuperare 2 reti a una squadra che di media ne prende una quando capita non è cosa semplice. La parte mentale, forse in questo momento Andrea, il Monza deve dimostrare di avere raggiunto una piccola maturità che ancora in questa stagione non si è vista. Sì, effettivamente manca un po' questo aspetto nelle file biancorosse. C'è da dire anche che prima comunque il Monza aveva avuto una buona reazione anche con Matteo Zucchetti, che è entrato davanti a Riccardo Ognata un po' alla Lucas Martinez, cioè tagliando fuori il difensore e cercando il palo opposto. Non ha avuto molta fortuna. Adesso è l'Hockey Forte che conduce. Attenzione, vediamo il solito fraseggio centropista con Monza ben impegnato a chiudere tutti i varchi. Attenzione, lancio in questo momento, tentativo di diagonale dietro porta, però la palla toccata col patino, quindi palla nuovamente ai biancorossi. Forte con Gnata, Motaran e Mattugini qua impegnato con Polfranchi che si fa passare la bastone dietro la schiena. Questo è movimento veramente vecchia scuola, Freddy Luzzi in primis. Bastone dietro la schiena, un capolavoro di Polfranchi, giocatore dotato di mezzi tecnici. Attenzione, intanto la sassata, la sfera resta lì, fa protezione Gnata, non arriva Zucchetti e attenzione perché è bravo sotto gamba Cosimo Mattugini a lanciare Martin Casas dietro porta, in uscita Davide Motarani, in mezzo a lottare con Zucchetti Mattugini, largo Burgaia che adesso viene servito proprio da Davide Motarani, il blocco di Mattugini che si trova a dover
giocare in 1 contro 1 difensivo Polfranci, cambio difensivo con l'appoggio fuori per Davide Motaran, stop e tiro, la sassata larga, la sua punizione, l'occhio perché se ne va, invece Marco Oye è scoperto il forte e c'è proprio Casas che va a toccare la punta del bastone di Marco Oye. Davide Motaran che se ne va, si lascia cadere, secondo me qua c'è un warning, esatto, si è lasciato cadere Davide Motaran e il Chelsea è anche abbastanza scocciato. E punizione contro il numero 12, sì, punizione contro il Porta dei Marmi, no, mi guardavo la faccia scocciata di Chelsea che gli ho detto, boh, basta. Alessandro Chelsea ha una minima davvero chiara e qui Davide Motaran non ha praticamente neanche protestato perché si è lasciato un po' cadere sentendo il contatto con Zucchetti. Ora Oye, il blocco di con la palla che resta lì, attenzione, e Polfranci va a sbrogliare tutto Burgaia, sempre in extremis e in difficoltà il forte ad andare a sbrigliare situazioni a 2 passi da Agnata. Questo è un po' il tema degli ultimi 2 minuti. Occhio a Marco Oye che tiene molto bene Mattugini che spuntava con un tempismo perfetto sul secondo palo con una mano Polfranci e la sfera che esce ancora Polfranci con una giocata, una delle sue picadigne, ha fatto qualche gol in carriera, pochi secondo il sottoscritto per le capacità tecniche. Bello qua il 3-1 di rincorsa, stop e tiro Martí Casas. La classe, la qualità dei giocatori in questo momento è emersa. Beh, Martí Casas ha questi colpi, veramente gran gol, adesso allunga ancora il forte 3-1, chiaro che è rientrato in pista nel secondo tempo, a parte i primi primi minuti, proprio i minuti iniziali in cui Polfranci aveva fatto anche qualcosa di veramente grande, proprio quell'alza e schiaccia dal margine dell'area Forte Marmina, ha ritrovato un po' il suo essere Forte dei Marmi, si ritrovano le puntate davanti, vedi anche la tranquillità che ha il Forte nel portare avanti l'azione, la tranquillità che per tutto il primo tempo sembrava completamente scomparsa dalla squadra di Bresciani e che ora deve cercare di ritrovare il Monza, che ultimamente appunto sembra di vedere un po' la partita del primo tempo a specchio, no? Adesso sta cercando più soluzioni personali, ma gli manca quella corsa nel contropiede che invece per tutto il primo tempo è stato il leitmotiv della squadra di Cola Maria. Tanto qua Zampoli su Burgaia è bravissimo, è ottima la diagnosi di l'analisi di Buffoni. Oh yeah! A porta vuota sul rovescio. E anche qui Olie per esempio ha rallentato il tiro. Polfranci sembra l'unico veramente con il turbo in questa squadra, qui invece Olie è un po' mancato nel tempo, aveva la pallina già sulla stecca, poteva tentare anche il tiro al volo, magari sarebbe andato alto, ma sicuramente aveva tutto lo specchio della porta libero, invece ha stoppato la pallina, ha cercato di aggiustarsi la posizione per il tiro e questo ha permesso non solo ai difensori di recuperare, ma poi a lui di fargli completamente chiudere lo spazio ad Agnato. Ora il Forte con Mattugini, Motaran, Burgaia e Casas, Monza con Galimberti, Polfranci, Martinez e Oye, è uscito Zucchetti e arriva il gol di Maremmani. Io ce l'ho sempre il gol di Maremmani sull'appoggio laterale, dico sempre Mattugini ma è Maremmani che firma il 4-1. Maremmani che è dato a posto di Mattugini e il Monza che ha accarezzato un sogno per 29 minuti, poi in 19 secondi è andato sotto. Il Forte, la qualità di una grande squadra dei campioni d'Italia qui si è vista. Sì, dicevamo al primo tempo un Forte un po' impacciato, diciamo che da quando è entrato il secondo tempo ha giocato in ben altro modo, anche se il Monza per i primi minuti è riuscito a tenere il passo. Adesso cerca di cambiare qualcosa con la Maria inserendo Matteo Galimberti e Davide Nadini a sostituzione di Marc Olie. Attenzione adesso, time out chiamato dal Team Service Car Monza. Time out dunque, il gol in ingresso da parte di Maremmani al posto di Cosimo Mattugini che aveva fatto bene i primi schierato titolare nel secondo tempo i primi 8 minuti. E Forte che adesso ha messo la sfida in ghiaccio. Monza che ha avuto delle sue discrete occasioni per cercare di rimanere almeno in partita e non uscirne a 15 dalla fine. Il primo tempo è stato un ottimo primo tempo. Ora il Monza deve cercare di non crollare marce, di rimanere attaccato alla partita con una squadra che comunque nel secondo tempo
ha mostrato la classe e anche l'amalgama di chi ha vinto un titolo lo scorso anno. Sì, è un Monza che comunque sì, a parte gli ultimi 5 minuti in cui ha mollato un po' il colpo, si è fatto sorprendere soprattutto da due bellissime azioni del Forte dei Marmi. Un Monza che comunque non ha lesinato il consueto attacco, soprattutto con un Paul Franci che è veramente ispiratissimo questa sera. Forse se consideriamo adesso un gran tiro di Matteo Galimberti, riparte il Forte dei Marmi con Motaran che però perde palla, Davide Nadini prende con riconquista, fasi concitati a centro area, però libera il Forte dei Marmi e dall'altra parte c'è un Davide Nadini che sbroglia la situazione, ora nell'angolo, cerca di liberarsi, lo trova in Matteo Galimberti che passa dietro porta e poi riapre l'azione per Davide Nadini. Sì, prima di Nadini in precedenza c'era stato Zampoli a chiudere lo specchio con un grande intervento. Ora Paul Franci e Galimberti. Gioca 2 con Martinez, 14 e 25 alla fine, 4-1 Forte che ha dato un'impennata in 8 minuti, un parziale 4-0. Qua è bravo a stampare la sfera a Maremmani Nadini, ma poi la riperde. C'è Casas che recupera e riparte proprio sul 77 rossoblu. Maremmani verso Burgaia. Tante cose buone da parte di Jordi Burgaia. Qua uno scarico scusate, verso Casas, Paul Franci e Galimberti. Se ne va sulla laterale di destra e si accentra il numero 7 monzese, neo 18enne Matteo Galimberti. Per lui già in carriera 30 reti in 74 presenze con la maglia bianco-rosso-blu. Occhio a Nadini, protezione di palla con Maremmani che va a contrastare Paul Franci, tocca anche questa e recupera anche questa Maremmani. C'è Paul Franci dietro di lui, c'è il raddoppio di Galimberti, ancora Maremmani a una mano, porta a casa molto bene la pallina. 13 e 26, 4-1 Forte. Davide Motaran con Casas e Burgaia, fuori Ambrosio e Forte che adesso gioca anche col cronometro. Il rovescio intanto da parte di Martí Casas che gira dentro porta, c'è pronto allo scarico Motaran che però lascia scorrere Maremmani, anche perché arriva Paul Franci in anticipo, lo tocca, è il 10° fallo e qua può a 12:55 mettere definitivamente in ghiaccio la partita il Forte che è avanti 4-1 a un tiro diretto. C'è Martí Casas che sul tiro diretto viaggia con un 37,5%, 3 su 8 in stagione, per lui 20 reti tra campionato e Coppa. Un Forte che ha già messo una Supercoppa in bacheca a settembre quando batté il Breganze. Qua va a casa, scarica contro Zampoli, gancio, Zampoli si salva molto bene e Monza che resta sotto di 3. Occhio a Casas e Motaran, adesso giocherà anche un po' con il cronometro la formazione di Gigio Bresciani in questo ultimo quarto di partita che è iniziato ora. Palla in mezzo, Galimberti prova a correre ma Casas e Maremmani sempre fermi dietro, piccola variazione tattica, non vuole più prendere contropiedi e quando gioca il Forte lascia sempre 2 uomini. Adesso in uscita all'ultimo time out abbiamo visto anche prima con Maremmani, gestualità proprio di Maremmani a Casas, dire uno all'altro stai qua, nel senso non c'è tanto. Qua numero di Jordi Burgaia prova ad andarsene, vediamo Davide Nadini, la sassata e la parata sicura con la gomittiera destra di Richignata. È quello che il Forte non ha fatto per tutto il primo tempo, cioè tenere sempre un occhio alla tenuta difensiva, perché questo Monza sulle corsie laterali è molto forte, ha un Julian Martinez che in cabina di regia riesce sempre a sbrogliare la situazione e a servire con grande efficacia i giocatori più forti al tiro e anche più veloci. Mi viene in mente Paul Franci, mi viene in mente Zucchetti che nel primo tempo, soprattutto nella seconda metà del primo tempo, ha fatto la differenza, per cui deve contenere in questo modo il Monza. L'avesse fatto anche nel primo tempo probabilmente il risultato sarebbe stato più sereno per la squadra di Bresciani anche nei primi 25 minuti. C'è da dire che in quei secondi, quei minuti in cui il Forte ha veramente cambiato marcia, la differenza in pista poi alla fine si è vista ed è innegabile quello, la differenza quella sulla carta poi alla fine si è fatta sentire. Ma deve sempre tenere a mente intanto attenzione
qui il Monza vicino di nuovo al gol, stavolta ha risposto presente Richignà. Gol di Ignata, nel senso che è andato a togliere una pallina al volo da 2 metri di Galimberti con una parte di porta sguarnita. Che parata di Riccardo Ignata, è veramente in forma strepitosa e tra l'altro è perfettamente in media con i gol delle ultime 6 giornate, ovvero ne prende uno a partita lui, che ha Forte, che ha la miglior difesa del campionato. Forte dei Marmi che si è anche ripreso in Europa, dove dopo un inizio incredibile con un pareggio con Santomere e 2 sconfitte, adesso battendo l'Oliverense le possibilità di qualificazione in quarti finale sono leggermente aumentate. Vuoi che comunque c'è una speranza, Gabriele? La speranza è quella di vincere in Spagna a febbraio, il 15 febbraio, in uno dei templi dell'hockey su pista iberico, che è il Palaresort della Corugna. Vincere lì contro il Liceo, che è la diretta concorrente per il secondo posto nel girone, visto che l'Oliverense comunque ha un margine comunque anche sui galiziani. Se riesce a vincere lì, allora tutto ovviamente non dipende più dal Forte, perché l'ultima partita ce l'avrà con il Santomere in casa, Forte dei Marmi, e dovrà vincere, ma dall'altra parte deve poi sperare in un non biscotto delle squadre iberiche, nel senso che poi l'Oliverense deve fare il suo dovere e quantomeno pareggiare con anzi non servirebbe nemmeno il pareggio, dovrebbe vincere l'Oliverense poi sul Liceo. Non impossibile, però tutto passa dalla partita del 15 febbraio alla Corogna, dove incontrerà un altro ex come Franco Platero, che non è proprio un giocatore che trovi dietro l'angolo. No, assolutamente, l'unico in uscita dopo il tricolore, il quarto tricolore delle... C'era anche un altro in uscita che era Elia Cinquini, che è andato a Viareggio, non è andato all'Isola Corugna, è andato più vicina a Viareggio. Forte infatti ha poi preso sia Savirubio, che ha fatto salire poi un giovane come appunto Giovannetti dai vivaio. Ora Giovannetti, che è stato appena rimesso in pista con Mattugini, Maremmani e Ambrosio, questo quartetto particolare di Gigio Bresciani, ma bisogna dare fiducia ai propri ragazzi. Ne ha ricevuto una grande feedback del match con l'Oliverense e chiaramente adesso sono loro che si prendono le responsabilità, ovvero Maremmani, Mattugini, Giovannetti e Federico Ambrosio. Monza con Julia Martinez e proprio Maremmani che va a rubare pallina, Giovannetti in verticale, Ambrosio che prova a dargli una sfera, fa lotta in mezzo a Zucchetti e Martinez e ancora Maremmani scarica qui Cosimo Mattugini, classe 97, l'appoggio per l'ex lodigiano. Ambrosio, blocco di Zucchetti su Mattugini che si porta via anche l'uomo. Qua proprio Mattugini, Zucchetti arriva tardi, è la punizione, l'11° fallo contro il Monza. E Forte che adesso gioca sul velluto. Quelle erano le condizioni di Eurolega per passare il turno dettate e illustrate da Gabriele Buffoni. Il Monza invece, che ha fatto il suo dovere nelle 2 match col Biasca, dovrà ospitare qui il Porto e provare un miracolo, e detto niente, e poi andare a giocare tutto esattamente come lo scorso anno in casa del Noia, una delle formazioni che gioca un hockey assolutamente concreto e incisivo con svariate soluzioni, e che in casa del Porto, oltre ad averlo battuto 6-5 a Porto, era 2-2 a 5 minuti dalla fine, quindi insomma ma Monza queste partite servono per l'esperienza e per la crescita di questi ragazzi in una stagione un po' in chiaroscuro come questa, dove non sono arrivate le prime 8 posizioni preventivate, dove comunque l'obiettivo adesso è entrare nelle 10. Ora, intanto in questo momento il Forte dovrebbe essere il primo, perché il Lodi pareggia con il Bassano, un gol di Crespo Riva e poi il pareggio del Lodi, quindi serata, ci siamo 1-1 tra Lodi e Bassano, quindi il Forte ora in questo momento è sotto di un punto, vincendo è sopra di uno. Sì, sarebbe una grande rivalsa questa per il Forte dei Marmi. Non se lo aspettava sicuramente Bresciani, che anzi alla vigilia aveva detto anzi dobbiamo mantenerci in coda, in scia a Lodi, perché poi saranno altre le partite in cui Lodi potrebbe avere difficoltà. Invece a quanto pare questa, non chiamiamola crisi, perché comunque si parla di squadra in vetta alla classifica, ma questo momento non proprio brillante della squadra di Nuno Resende si sta prolungando. Almeno per ora pareggia, e almeno per ora in pista con il Monza c'è la capolista.
Ora proprio Monza che va a giocare con questo Forte per un attimo disposto con un vecchio rombo qua. Questa palla di Galimberti dentro per Nadini che spunta alle spalle di Mattugini. Ambrosio che recupera sul servizio di Maremmani, transizione forte con Nadini contro Maremmani, spalla a spalla c'è Zucchetti e Ambrosio, che il fallo di Zucchetti che tiene Federico Ambrosio, quindi punizione per i toscani. Sono 13 falli contro il Forte, 12 quelli del Monza, gli ultimi tutti contro il Forte, come è giusto, contro il Monza come è giusto che sia, con il Toscani che adesso stanno comunque tra virgolette facendo ciò che vogliono, nel senso che sono padroni dell'inerzia del match. 8-0-8 Monza bene per una mezz'ora, presidente, e poi il Forte forse davvero ha giocato quei 6 minuti in cui ha fatto la differenza la qualità in pista dei singoli e di un collettivo di altissimo livello. Sì, beh, ovviamente stiamo parlando del Forte dei Marmi, quindi ci aspettiamo da una squadra del genere che ci si possa anche perdere su una pista come quella di Monza per una parte della partita. In effetti non era il Forte che conosciamo. Nel secondo tempo un po' questa accelerazione brusca del Forte, questo 1-2, Monza che si è lasciato sorprendere forse un po' da un momento di stanchezza, e adesso c'è una fase concitata, ancora Nadini perde palla, nuovamente il Forte con Giovannelli che porta palla su, e poi il Forte rallenta giustamente perché ha il coltello dalla parte del manico in questo momento. Quindi gioca molto volentieri con il cronometro. 7-12 alla fine, 4-1 Galimberti e Nadini. Galimberti non arriva all'appuntamento con la sfera. Il 7 monzese, transizione Giacomo Maremmani, c'è pronto dall'altra parte Giovannetti, ma ancora Maremmani, anche il rimpallo. Ottima la condizione fisica di Giacomo Maremmani che poi guarda Bresciani e dice tirami fuori, voglio il cambio. Galimberti la sassata. Bravo Riccardo Ognata a chiudere, e si sta veramente guadagnando la pagnotta in questi ultimi momenti Richignata. Monza che comunque è molto diverso anche dal match d'andata, dall'1-12 in cui giocò la sua peggior partita. Occhio perché Oie va nell'angolo ma vince Zucchetti, ora che recupera proprio su Mattugini. Lotta 1 contro 1 in uscita, Davide Nadini sul rovescio, prova una punta di velocità, c'è Giovannetti molto bene che va a rubare la pallina e a partire in transizione. Ancora Giovannetti d'appoggio per Casas, bravo Ie che tocca verso Zucchetti, la deviazione è quella di Ambrosio e la disponibilità offensiva sarà per il Monza. Zampoli ha dovuto chiamare un compagno in quel momento in cui Galimberti e Zucchetti erano a fondo pista, c'era solo Nadini lì nei pressi. Ambrosio va a cercare la pressione su Oie e perde pallina, poi se ne va Ambrosio con il movimento, protezione, palleggio, palla alta. Adesso la libertà mentale dei rossoblù gli concede di poter fare un po' ciò che vogliono qua. Zucchetti non bada al sodo e atterra Ambrosio. Occhio perché è il fallo numero 13. Sì. Bisogna dire che è un Forte completamente diverso quello che è uscito dagli spogliatoi dopo il primo tempo, segno che evidentemente Bresciani ha un po' strigliato i suoi nell'intervallo, perché come diceva anche il presidente prima non era il Forte dei Marmi di cui eravamo abituati, mentre nel frattempo qualcosa di ancora più sbalorditivo, possiamo dirlo Paolo, arriva dalla pista di Bassano, dove proprio il Bassano sta conducendo per 2-1 sul Lodi. Quindi ancora di più il Forte assumerebbe le redini della classifica, finisse adesso in questo momento ovviamente la partita. Lodi ci ha abituato a tutti i generi di capovolgimenti di fronte, per cui bisognerà sicuramente attendere, però di risultati particolari stasera ce ne sono parecchi, mi sembra, vedendo un po' lo score delle partite, mentre qui tensione perché Marti Casas tenta in doppia battuta di superare Zampoli. Bravo qui il portiere del Monza, mi sembra, Paolo, non so se sei d'accordo, negli ultimi minuti che proprio Zampoli sia l'unico per il momento che ha ancora un po' di riuscita, anche Paul Franci sia un po' spento. Sì, Paul Franci un po' spento, ma adesso è occhio Zucchetti da questa parte, questa palla che salta e non riesce ad essere stoppata. Sì, diciamo il 4-1 ha proprio messo il titolo di coda qua. Giovannetti ha trovato l'elasticità di Stefano Zampoli.
Zucchetti prova ad andarsene da solo, bravo Cosimo Mattugini. E davvero i minuti poi se ne sono andati velocemente qua. Marti Casas, Marco Ie che va a strappare questa pallina, salta anche Ambrosio, numero di Marco Ie che serve Galimberti, ancora Oye, stop Oye, il gol di Marco Ie, molto 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 bello perché in poco spazio ha fatto la finta di accentrarsi, ha sbilanciato Gnata, cosa non semplice, e l'ha infilato tra guanto e palo. 2 gol. Ricky Gnata non li prendeva credo dal 10 novembre, adesso vado a verificare, ma insomma quelli sono i numeri. Qua Polfranci aggancia Ambrosio, è il 14° fallo, il Forte secondo me andrà a tirare anche per il 15°. Sì, un gran gol questo di Marco Lie, veramente se l'ha inventato in un fazzoletto di pista. Bisogna adesso vedere che mancano ancora 4 minuti e 38. Dire vittoria nell'hockey su pista quando mancano ancora così tanti minuti al fischio finale non è ancora detto, però sicuramente il Forte in questo secondo tempo si è dimostrato più padrone della pista. Monza che adesso ha questo guizzo d'orgoglio, attenzione, perché qui Galimberti ci è andato molto molto vicino, Richignata un po' centrale, qui il tentativo di tapin di Galimberti, Richignata era lì ben appostato, tanto ancora Giovannetti che cerca di lottare proprio con Polfranci, la meglio il catalano che può ripartire sulla corsia di destra, chiama palla Zucchetti dall'altra parte, ancora Zucchetti potente, il tiro del numero 2 scusate, del Monza. Ancora dall'altra parte un possesso un po' sprecato qui da parte del Forte dei Marmi che non riesce a trovare l'aggancio con Giovannetti. Ancora Zucchetti e poi Marco Ie, l'autore proprio del secondo gol del Monza, che ha un po' riacceso, diciamo così, l'orgoglio dei Brianzoni. Beh, ma sai, poi con questo hockey moderno, ma attenzione, Polfranci, l'appoggio, Galimberti gira dietro porta, nell'hockey moderno basta una distrazione, lasci il bastone, prendi un blu. Occhio qua invece Zucchetti scusate, va a tirare da quella parte con Polfranci che arriva prima di Giovannetti, addomestica la sfera e se ne va, e stare attento Giovannetti appunto a non agganciare il 21 del Monza. Zucchetti poi scivola con Polfranci che va a concludere. Zucchetti si sta lamentando perché c'è bagnato in pista, ma non sta giocando in questo momento con Burgaia, e proprio Giovannetti che esce, entra Davide Motaran, qui Bresciani si sta proteggendo e mette dentro i vecchi, mi sembra di vedere in questo, occhio perché c'è Polfranci, Gnata gli toglie la palla del 4-3, Monza per ora mai domo, occhio a Zucchetti e Ambrosio che esce dalla metà pista, qua Gnata ancora decisivo comunque. Sì, gran parata di Gnata, come dicevi tu adesso Bresciani si vuole un po' più coprire, è anche normale, nel senso che Giovannetti aveva dimostrato negli ultimi secondi di avere un po' perso la lucidità, che comunque per tanto minutaggio sia lui che Mattugini avevano mantenuto in pista. Normale che in questi ultimi 2 minuti e 19 dia spazio ai titolari e soprattutto ai giocatori di maggiore esperienza. Non bisogna, per ovviamente il Forte dei Marmi, permettere al Monza di riaprire questa partita, soprattutto alla luce del risultato di Bassano Lodi. Io non ci credo che in panchina non sappiano che cosa sta facendo il Lodi a Bassano, per cui sicuramente Bresciani adesso la vuole vincere a tutti i costi, non per mantenere la scia ma per mantenere la vetta della classifica. Occhio perché adesso è Burgaia con Zucchetti, arriva Polfranci, si lotta, Polfranci che poi carica, c'è la deviazione, c'era sul secondo palo Galimberti. Comunque ammirevole la voglia del Monza di rimanere nel match, ha avuto anche un paio di occasioni, un paio di situazioni, un gol del Forte è nato da un palo di Polfranci da una parte e ripartenza dall'altra. Qui c'è 1:26, mancano ormai al termine il time out di Gigio Bresciani. Andrea Monza che alla fine ha saputo tenere, non è andato sotto e ha creato pericoli a una difesa che in genere subisce veramente poco. Sì, un Monza che si è, grazie a questa magia di Marco Ie, comunque è riuscita a trovare un rinnovato entusiasmo. Adesso forse un po' sciupone, perché comunque abbiamo sì preso pali, traverse, poi abbiamo perso tante palle in tentativi di contropiede poi falliti.
quindi per il momento un Monza tutto sommato un buon Monza, soprattutto considerato la caratura di una squadra come quella del Forte dei Marmi, che nel secondo tempo comunque ci ha fatto vedere delle ottime cose. 1:26, comunque un Monza che andrà a Follonica sabato alle 18 con una enorme dose di fiducia, e poi affronterà qui il Lodi in quella che ormai è la partita dell'anno. Si aspetta il classico Barcellona-Real Madrid, si aspetta Livorno-Pisa in Serie B di calcio, si aspetta anche Monza-Lodi al Pala Rovagnati, dove il palazzetto si riempie. Occhio perché Jordi Burgaia ex Vic appoggia, Martí Casas non tocca, e prova il Monza con Polfranchi da quella parte, e c'è un muro che è Davide Motaran. Ora Marco stop e palla messa in mezzo, e arriva con una bully col bastone a respingere, come 1000 volte ha fatto in carriera l'ex Vercelli. Davide Motaran con Burgaia sul secondo palo, e Zampoli che va a salvare. Occhio perché c'è un 3 contro 2, ma è Davide Motaran, lui la sua esperienza va a recuperare adesso proprio ancora Polfranchi, ancora Galimberti si apre, che gol di Galimberti, un gol stupendo, e arriva il 4-3. Monza che quantomeno a 32.7 secondi di vita, con un gran gol Galimberti. Questa sera il Monza può dire di aver fatto 3 gol a un portiere che ne prende mai più di uno. Occhio perché adesso c'è la pressione, deve stare attenta la squadra, va per angoli il Forte, il Monza deve provare a recuperare, può farlo fino alla fine. Occhio perché c'è il raddoppio, Polfranchi recupera una pallina, Galimberti fuori per Zucchetti, Galimberti che vuol tirare lui, c'era Zucchetti libero con l'uomo da far uscire, e invece Galimberti sbaglia tutto perché aveva un tiratore a 9.7 dal termine, e c'è il 15° fallo. Qua la può finire perché deve andare a concludere per forza il Forte, ma che rischio, perché Zucchetti da quella parte è un tiratore come pochi in Italia, e l'ha fatto vedere più e più volte. Adesso qua il Forte l'ha rischiata. Devo offrire da bere a tutta la squadra dopo questo erroraccio qui, dopo questa svista qui, perché poteva veramente mettere in grave pericolo il Forte dei Marmi. Intanto vediamo questo tiro diretto per il 15° fallo, Federico Ambrosio che va testa a testa, para Zampoli, la palla è alta e la punizione per il Monza, il cambio, esce Zampoli, l'uomo in più, 5 contro 4, 6.7 alla fine, senza il portiere il Monza prova a portare a casa un pareggio, sarebbe qualcosa di insperato. Occhio a Zucchetti che carica, arriva in tuffo Federico Ambrosio, non riesce a tirare Ambrosio, e Casas non la chiude, finisce 4-3 per il Forte dei Marmi, ma un Monza che ha giocato una buonissima partita, ha mostrato di avere del carattere e di essere ancora molto molto presente fino alla fine, cancellando anche magari le prove negative tipo quella con il Viareggio o il Trissino in casa. Dunque 4-3 per il Forte dei Marmi, il gol di Polfranchi nel primo tempo, poi c'è stato il break da parte, il primo gol di Polfranchi per il Monza che ha chiuso il primo tempo 1-0, poi il break del Forte con la rete di Ambrosio, un palo di Polfranchi, un contropiede dall'altra parte con un gol spettacolare. 19 secondi più tardi Motaran fa il 2-1, poi è arrivato il 3-1 di Casas, stop e tiro il 4-1 di Maremmani nel finale, dopo un paio di parate veramente interessanti da parte di Riccardo Ognata, mentre il Bassano ha firmato anche il terzo. E attenzione perché abbiamo una nuova capolista dopo 17 giornate, ovvero il Forte dei Marmi, dicevo, dei gol, capolavoro di Oye in testa a testa, e soprattutto quello di Galimberti che ha messo a segno il suo 31esimo gol in carriera tra campionato ed Eurolega a soli 18 anni. Finisce così dunque con il Forte in testa alla classifica. La prossima da qui sarà per Monza Lodi. Un saluto da Paolo Virdi, da Gabriele Buffo e da Andrea Brambilla. ciao a tutti.